Ladri in villa a Silea, i banditi entrano per la quinta volta nell'abitazione dell'imprenditore Sergio Pavan, la moglie si ferisce cadendo nel tentativo di mettere in fuga i malviventi. Ai nostri microfoni il racconto di quei momenti concitati da parte della donna, sembrava un film del terrore, sono caduta, c'era sangue sulle scale, telecamere e sistemi di sicurezza non sono bastati. Crack banche popolari, c'è ancora $500 miliardi di indennizzi da ripartire tra i risparmiatori. Le associazioni che li seguono hanno scritto al governo per sollecitare un incontro. Sciopero dei benzinai il 25 e 26 gennaio nella Marche, i gestori stanno decidendo il da farsi, la linea è quella di aderire alla protesta, arrabbiati e stanchi di farci addossare colpe che non sono nostre. L'Unione Europea dà l'ok all'Irlanda per far apporre sulle bottiglie di vino etichette simili a quelle sui pacchetti di sigarette, la rivolta di produttori veneti e trevigiani. A fuoco una termocoperta, paura nella notte in un'abitazione di Orsago, papà, mamma e 3 bimbi si rifugiano sul terrazzino, salvati dai vigili del fuoco. La politica, ora la decisione ufficiale dell'imprenditore Denardi in vista delle amministrative di Treviso, intanto sulla polemica con gli amministratori di condominio interviene il segretario Dem Zorzi. Carenza di medici e critiche al sistema di selezione, Anna Maria Bernini, ministro dell'Università e della Ricerca, annuncia la nascita di una commissione per superare il numero chiuso a medicina. Telespettatori di Antena 3, buonasera e ben ritrovati con il telegiornale di Treviso. Dunque l'avete visto e sentito dai titoli, la cronaca in primo piano di nuovo per parlare dei furti, il colpo in villa a Nerbon di Silea con i ladri entrati per la quinta volta nell'abitazione dell'imprenditore Sergio Pavan. La moglie si è ferita sulle scale cercando di mettere in fuga i malviventi. Il racconto di quei momenti. Sono andata dalle porte, quelle là che vede là, ho aperto e mi sono accorta che c'era un freddo tremendo e veniva su aria dal garage, aria dalle porte di sopra, e là ho capito che era successo, che erano entrati praticamente. Tanta paura per la signora Nerella, che ha attivato subito l'allarme e ha chiamato i carabinieri, e mentre correva per le scale è caduta e si è ferita. Il raid dei ladri alle 19:30 di martedì, quando i malviventi sono entrati per l'ennesima volta, la quinta, nell'abitazione dell'imprenditore Sergio Pavan e della moglie Nerella a Nerbon di Silea. Arrivava aria da sopra e anche da sotto, che abbiamo il garage. E niente, quando sono arrivata qua, dopo sono tornata indietro e sono andata a attaccare l'allarme per farli scappare. Avevano già creato anche una via di fuga per poter scappare i ladri che hanno messo a soqquadro l'abitazione dei Pavan, professionisti con definite conoscenze da elettricista, tanto che hanno anche staccato le telecamere della centralina e sbloccato il cancello per agevolare la fuga. Stavolta però lei era in casa. È stato come un film horror, le dico la verità, come un film horror, perché dopo sono caduta qua. Quando sono venuta su dopo, sono venuta qua, ho sbattuto sulla porta e poi c'era sangue dappertutto. Quando sono arrivati i carabinieri si sono spaventati perché pensavano che fosse stato... Un po' di contanti e qualche oggetto di valore, il bottino dei malandrini, ma la cosa che più ha colpito la signora Nerella è stata la paura, la tensione che ha provocato poi la caduta dove si è ferita al volto. Ed è già la quinta volta che i Pavan subiscono una intrusione. L'altra volta è successo un 2 giugno che noi eravamo in montagna verso le 10 di sera, che è partito l'allarme e la mia vicina li ha visti uscire dalla finestra. E poi è successo anni fa, poi avevano rotto il vetro della cucina un'altra volta, non sono riusciti ad entrare. La casa è visibilmente protetta, ma negli anni non è servito. Nerella e suo marito Sergio sanno bene che si può far ben poco. C'è rassegnazione, ma anche la fiducia nelle forze dell'ordine. Bravi carabinieri di San Biagio, molto umani e professionalmente eccellenti. Torneremo alla cronaca fra poco. Il crack delle banche popolari, ora c'è ancora $500 miliardi di indennizzi da ripartire tra i risparmiatori. Le associazioni che li seguono hanno scritto una lettera al governo per sollecitare un incontro. I soldi ci sono, la legge prevede che devono appunto essere distribuiti ai risparmiatori, quindi non capiamo il perché di queste perdite di tempo.
Lettera al governo delle associazioni dei risparmiatori di Veneto Banca e Popolare di Vicenza per chiedere al ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti di convocare con urgenza il tavolo tecnico attraverso il quale sbloccare la ripartizione degli oltre 500 milioni di euro ancora giacenti nel fondo indennizzi risparmiatori dopo la distribuzione ai richiedenti della prima consistente tranche da 1 miliardo. Il milleproroghe ha previsto appunto la proroga fino a giugno 2023 dell'operatività della Commissione Tecnica per il FIR, e quindi naturalmente la Commissione procederà nell'esame delle domande ancora in sospeso. Quello che bisogna fare ora con assoluta urgenza è appunto stabilire che i 500 milioni che sono ancora allocati all'interno del fondo vengano distribuiti a favore dei risparmiatori. Con la ripartizione di 1 miliardo di euro, i risparmiatori hanno ottenuto un indennizzo del 30%, a cui, elargendo anche i 500 milioni, andrà ad aggiungersi un altro 15%. Quindi, per fare un esempio, un risparmiatore che ha percepito 30.000 euro adesso potrà appunto percepirne ulteriori 15.000. Da qui la lettera di sollecito al governo da parte delle associazioni che continuano a seguire i risparmiatori in questa non facile battaglia. Siamo appunto pronti a essere ricevuti dal ministro anche la settimana prossima, non deve appunto far altro che convocarci. Intanto, a proposito di banche, c'è un dato che riguarda proprio il Veneto, è l'analisi di Adiconsum sulla demografia bancaria nella nostra regione. Pensate che in 5 anni si è perso il 18% degli sportelli, con conseguenze importanti e pesanti per cittadini e imprese. Dal 2011 al 2021 in Veneto gli sportelli bancari sono diminuiti del 39,5%, al di sopra della media nazionale che si attesta al 35,5%. 10 anni fa erano 3.607 contro i 2.181 del 2021. Questi dati della Banca d'Italia, elaborati dal centro studi FIRST, sindacato bancario della CISL, che mostrano come negli ultimi 5 anni il nostro territorio abbia perso il 18% degli istituti di credito, mentre il 13% dei comuni è rimasto senza servizi bancari. Erano 544 quelli serviti da banche nel 2011, 10 anni dopo erano scesi a 473. Le banche tendono, per questioni di costo, ad esternalizzare o nella rete quelle che sono le loro attività, ma questo non sempre viene incontro alle esigenze del cliente. Le banche hanno puntato molto sulla comodità dell'accesso H24 via internet, però a questo non si affianca una sicurezza, tant'è vero che noi rileviamo ad esempio effetti di phishing bancario, cioè il fatto che la gente si introduca nelle identità bancarie delle persone. Questa evoluzione ha avuto conseguenze anche sul piano posti di lavoro, con una riduzione del numero di dipendenti delle banche a livello nazionale del 15%, ma anche i cittadini e le aziende risentono del cambiamento. Non vengono dati in particolare ai pensionati, quali erano abituati ad un certo modo di gestire la loro relazione con la banca, un servizio. E anche per quanto riguarda le altre fasce di clientela, imprese piuttosto che altro, la cosa si presenta grave perché la relazione umana è comunque molto importante. Per Adiconsum è importante recuperare quel ruolo sociale che le banche avevano, soprattutto in un territorio come quello di Treviso e Belluno. Noi riteniamo che la banca, se ha una funzione sociale, deve avere anche un presidio territoriale, perché le due cose vanno assieme. In Veneto in particolare non possiamo fare a meno di questo. Non possiamo non avere un territorio servito da una identità bancaria che conosce il territorio. Questo è molto importante per Treviso e Belluno, perché l'abbiamo perso. Il caro carburante adesso è lo sciopero dei benzinai 25 e 26 gennaio, anche nella Marca si sta decidendo a ore di aderire a questo sciopero, la protesta dei gestori che sottolineano anche un paradosso, la decisione di obbligare ad esporre il prezzo medio nazionale in Veneto farà salire ancora il costo di benzina e diesel. Caro carburanti, i gestori degli impianti sono sul piede di guerra e proclamano lo stato di agitazione con 2 giorni di sciopero per il 25 e 26 gennaio. Siamo stanchi di essere accusati dell'aumento del prezzo. Abbiamo constatato che i 18 centesimi che sono stati l'aumento delle accise è quello che è andato a incidere sul prezzo finale. Spesso vengono contestate i prezzi sulle autostrade, ma in autostrada è sempre stato un prezzo più alto della rete ordinaria. Questo perché è dovuto al fatto delle royalty che vanno pagate ai gestori delle autostrade. Della Marca, dove la maggior parte dei gestori degli impianti di carburanti ha creato un gruppo confluito in Casa Artigiani, si sta decidendo in queste ore il da farsi. Noi in questo momento ci stiamo confrontando come gruppo dirigente, ma anche direttamente con i gestori, per valutare l'opportunità o meno di aderire anche noi a queste iniziative di protesta.
Posso dire che le indicazioni in questo momento sono per aderire alla protesta. E ci dispiace per i consumatori, ma se vogliono trovare un colpevole di questo disagio che sarà provocato, hanno un nome e cognome, vanno giù a Roma e se la prendono da loro. Peraltro, aggiunge Parin, la decisione del governo di obbligare i benzinai ad esporre il prezzo medio nazionale accanto a quello praticato in Veneto rischia di portare al paradosso di far aumentare ancora di più i prezzi. Il Veneto ha un prezzo medio che è inferiore a quello nazionale, quindi ci sarà sicuramente un aumento dei prezzi a livello Veneto. Uno sciopero che divide un po' i consumatori, gli automobilisti alle stazioni di servizio, li abbiamo sentiti oggi. Sì, sono d'accordo con questa cosa, assolutamente. È giusto che i benzinai facciano sciopero, anche perché comunque sono persone come noi che anche loro hanno un'auto e devono guidare e devono fare benzina per forza, e anche per loro è un problema e sono assolutamente d'accordo con che stanno dando la colpa ai benzinai per dei costi che non c'entrano niente loro, purtroppo. Tutto là, è giusto che fanno lo sciopero. Sinceramente mi sembra eccessivo, anche perché cosa possono fare? Non credo abbiano voce in capitolo, quindi. Tecnicamente può essere una forma importante di una possibilità di un cambiamento, perché dato che, almeno da quel poco che io sono a conoscenza del meccanismo, ci sono state delle dinamiche un po' particolari in merito all'aumento non corretto, diciamo, ecco, del prezzo della benzina e dei carburanti in genere. Sono pienamente d'accordo che facciano pure sciopero. E secondo lei arriviamo a qualcosa? Ma speriamo, non si sa. Questo è sempre un'incognita, quindi non si può sapere se si arriva o meno. Speriamo. Allora, fare sciopero no, però abbassare questi prezzi ormai, perché gli stipendi rimangono sempre quelli e noi poveri cittadini normali riusciamo a avere quello alla fine del mese, e quindi speriamo che grazie a questi scioperi qualcuno dall'alto riesce a cambiare qualcosa, insomma. Lo diceva questo ragazzo intervistato, i salari sono sempre gli stessi, gli stipendi sono sempre gli stessi, il salario, il problema dei salari, il problema dei rincari, delle bollette, ma poi anche la sicurezza sul lavoro, i problemi del lavoro. Sono le parole chiave anche per il 2023 per la CGIL. Oggi il primo dei 2 giorni di congresso provinciale della CGIL trevigiana con questi temi affrontati dai 350 delegati presenti. Salari, sicurezza sul lavoro, parità di genere e sostenibilità. Questi temi segnati in rosso nell'agenda 2023 della CGIL trevigiana, emersi durante il primo giorno del 7° congresso provinciale, che ha visto già partecipare oltre 350 delegati. Covid prima, caro energia e inflazione poi, un sipario, quello del 2022, calato sotto un vento di grande incertezza e preoccupazione. I redditi dei lavoratori sono saccheggiati, uno dall'inflazione, che dopo più di 30 anni si è riaffacciata nella nostra economia. Non solo l'inflazione, tra le tante ombre di questa nuova crisi torna ad alzare la testa anche la cassa integrazione. C'è una preoccupazione per come stanno andando le cose. La cassa integrazione, i dati che noi abbiamo avuto sono dati relativi all'ultimo trimestre, dove c'è stata una richiesta di cassa integrazione aumentata. Battaglie politiche e sociali che CGIL Treviso combatte al fianco e in nome dei lavoratori. Si parte dal 26 gennaio, quando CGIL si costituirà parte civile al processo Battistetti, il 23enne morto sul lavoro, travolto da un carico di impalcature di metallo in un cantiere di Montebelluna. Saremo presenti anche con un presidio davanti al Tribunale, proprio per sostenere la battaglia anche della famiglia di Mattia Battistetti, per dare un segnale politico, un segnale a tutti gli incidenti sul lavoro, che noi alziamo l'asticella dell'attenzione e, se serve, anche del conflitto. La levata di scudi in Veneto e nella Marca, dopo che l'Unione Europea ha dato il via libera all'Irlanda di porre sulle bottiglie di vino, birre e liquori etichette di allerta sanitaria come quelle sui pacchetti di sigarette.
Il vino come le sigarette con indicazioni di allarme sulle confezioni. L'Europa autorizza l'Irlanda ad inserire sulle etichette delle bottiglie di vino, birra e liquori l'avvertenza che il consumo di alcol provoca malattie del fegato e che alcol e tumori mortali sono direttamente collegati. Il via libera dell'UE, nonostante il parere contrario di diversi stati, tra i quali Italia, Francia e Spagna, sta suscitando un vespaio di polemiche, una scelta assurda che rischia di costituire, secondo il presidente della Regione Veneto Zaia, un pericolosissimo precedente soprattutto per le produzioni genuine a denominazione risultato di secoli di cultura enoica come le nostre. Quella del vino, prosegue Zaia, è una delle maggiori voci della produzione e dell'export del Veneto, che da un'azione come questa rischia di subire ingenti danni dell'ordine di miliardi di euro. Di provvedimento sbagliato e inefficace che non mira a risolvere un problema che evidentemente sta altrove parla l'europarlamentare trevigiano Gian Antonio D'Are, che annuncia battaglia affinché in Europa un simile provvedimento non trovi l'approvazione. Preoccupate le associazioni di categoria degli agricoltori. Equiparare l'alcol ai prodotti cancerogeni può starci, assolutamente non va fatto per quello che riguarda il vino e la birra, perché appunto la quantità di alcol presente è limitata. Oltretutto si parla di prodotti che hanno una storia, una cultura, un lavoro di migliaia di persone dietro e non è giusto che vengano trattati appunto al pari delle sigarette. La questione ora si sposta sul piano politico. A livello nazionale la CIA si è già mossa contattando il ministro o comunque i vari sottosegretari che si occupano della questione affinché si battano i pugni in Europa. Assieme a noi abbiamo comunque tutti gli altri stati produttori, Spagna, Francia e altre comunque realtà europee che si sentono comunque condizionate da questa scelta dell'Irlanda che appunto non può essere assolutamente condivisa, perché più che un'attenzione alla salute a noi sembra più un condizionamento dal punto di vista commerciale. Dallo Zaia infuriato insieme agli agricoltori, insieme ai produttori e ai ministri per questa decisione dell'Europa. Lo Zaia è invece soddisfatto per una notizia che arriva da Roma, la decisione del Ministero della Università e di Ricerca di attivare una commissione per superare il numero chiuso a medicina. Via il numero chiuso per l'ingresso alla facoltà di medicina. Su questa possibilità si sta concentrando una commissione istituita da Anna Maria Bernini, ministro dell'Università e della Ricerca. Il termine per fornire le proposte per una nuova modalità di selezione è stato fissato dal ministro per la prossima primavera. I lavori della commissione partono da alcuni dati di fatto: la cronica carenza di medici, tragicamente evidenziata dalla pandemia, un tasso di occupazione dei laureati in medicina superiore all'83%. Se il numero chiuso è stato nei decenni passati una necessità, adesso, secondo il ministro Bernini, va rivisto alla luce del fabbisogno reale. Per l'anno accademico 2023-2024 di fatto ancora non cambierà nulla. Il Talk Med sarà per la prima volta online in 2 sessioni, dal 13 al 22 aprile e dal 15 al 25 luglio, con possibilità di iscrizione anche per gli studenti di quarta superiore. Soddisfatto il presidente del Veneto Luca Zaia, da molti anni continua a denunciare i problemi causati dal numero chiuso per l'accesso a medicina. Questo governo finalmente dà un segnale concreto. Ancora la politica, ma ovviamente parliamo delle amministrative 2023 perché si attende a ore la decisione ufficiale dell'imprenditore Giorgio Denardi in vista appunto del voto a Treviso, quindi per schierarsi con il centro-sinistra. Intanto sulla polemica con gli amministratori di condominio interviene il segretario Dem Zorzi. L'ufficialità della candidatura di Giorgio Denardi a sindaco di Treviso e la squadra che sosterrà la sua discesa in campo si decideranno in queste ore. Il diretto interessato, ospite al Ring, aveva annunciato come termine venerdì per sciogliere le sue riserve e il segretario provinciale del Partito Democratico Giovanni Zorzi conferma che l'annuncio è imminente. L'impegno era quello di completare questa sua valutazione entro le feste, quindi ormai ci siamo, mi auguro che insomma a breve... Era entro domani? A breve procederà. In attesa della formalizzazione della candidatura di Denardi, Zorzi entra nella polemica suscitata dall'aver definito il rivale Mario Conte solo un buon amministratore di condominio, con la categoria in questione che si è sentita denigrata. L'amministrazione cosa fa? Fa ordinaria manutenzione, interviene se ci sono dei rattoppi da fare, ci sono dei danni da riparare, ma per conservare l'esistente. Il sindaco invece è una figura chiamata a
governare una comunità e a proiettare il proprio sguardo verso il futuro, cioè a spingere, a far progredire quella comunità. Obiettivamente questo non si è riscontrato nel modo di amministrare Treviso di questi 5 anni. No? Da Treviso a Castelfranco Veneto, conclude Zorzi, il governo della Lega si limiterebbe all'ordinario senza una visione ampia di sviluppo delle città amministrate. Ed è questo l'atteggiamento che noi contestiamo, la mancanza di ambizione, di coraggio nel capire che bisogna portare avanti, nel cercare di spingere avanti, no, anche le aspettative dei propri cittadini. Ritorniamo alla cronaca. A Orsago i momenti di paura per una famiglia, papà, mamma e 3 bimbi alle prese con un incendio in appartamento scaturito da una termocoperta. Una termocoperta malfunzionante, fiamme nella notte e una famiglia salva per miracolo. È successo ad Orsago, erano le 3 del mattino quando una famiglia del Burkina Faso ha visto trasformarsi in fiamme la termocoperta di un letto sistemato in una cameretta vuota dell'appartamento. Un incendio che ha costretto i genitori e 3 bambini di 3, 6 e 9 anni a rifugiarsi nel terrazzino al primo piano dell'edificio, aspettando di essere messi in salvo dalle squadre dei vigili del fuoco intervenuti insieme ai carabinieri di Vittorio Veneto. Nonostante le premesse, un epilogo fortunato. Leggermente intossicato infatti solo il capofamiglia 38enne e danneggiata a causa del fumo una piccola zona dell'appartamento. Esce di strada con l'auto e finisce in un fossato. L'incidente questa mattina alle 11 a Cordignano, in zona Ponte della Muda. Una 73enne è stata ricoverata in ospedale in serie condizioni, ma fortunatamente non in pericolo di vita. Ecco, questa è l'immagine dell'auto finita appunto fuori strada. Sul posto, oltre al SUEM, i carabinieri e il personale ANAS per il ripristino della strada. E in tema di incidenti e di sicurezza stradale, oggi a Sandona di Piave l'ultimo saluto ad Alessandro Polato, una delle 2 vittime dell'incidente appunto di Sandona di domenica scorsa. Gli amici, gli scout che lui amava tanto e i genitori, mamma Antonella e papà Claudio, stretti in un abbraccio immenso. Gli occhi che non lasciano quella bara coperta di fiori. Accanto il fratello di Alessandro. 23 anni, tanti sogni, l'inizio di un lavoro e di una vita da scoprire, ma tutto si è infranto lungo quella strada a San Donà. Tante domande, troppe, a cui nessuno potrà mai dare una risposta, spiega il parroco nell'omelia, ricordando chi era Alessandro. Resta un fatto. Alessandro non c'è più, mancherà la sua presenza silenziosa, sensibile, attenta, mancheranno i suoi gesti di amicizia, mancherà il suo servizio gioioso all'interno degli scout. Lutto cittadino a San Donà, nella giornata del dolore. Nella chiesa di San Pio X tanti giovani, tante persone, i volti rigati dalle lacrime. Generoso e altruista, così lo descrivono. Penso anche al tesoro della gioia e della voglia di vivere di Alessandro, della cordialità, dell'amore tradotto in gesti di attenzione agli altri, degli organi che i familiari hanno deciso di donare, senz'altro in sintonia con quello che avrebbe desiderato anche lui. Poi il pensiero all'altra vittima di questa tragedia, Maria Chiara, e agli amici che con loro erano in auto in quel tragico momento. Stringiamoci attorno a questi nostri amici che soffrono profondamente, ma anche stringiamoci attorno ai genitori e parenti di Maria Chiara, che ha intrapreso il viaggio verso il Signore insieme con Alessandro. Stringiamoci anche attorno agli amici che erano con loro e poiché non possiamo certo consolarli con le parole, facciamolo con la nostra vicinanza silenziosa. Cerchiamo di ritrovare il sorriso, tornando a parlare di presepi. È vero, l'Epifania è passata, ma c'è tempo fino al 22 gennaio nell'antica chiesa di San Cipriano di Roncade per visitare la mostra con più di 70 natività provenienti da tutto il mondo. Riscoprire la bellezza del presepe
all'interno di ogni singola persona ti dà quel senso di pace, di sollievo per affrontare poi un nuovo anno con tutte le difficoltà che uno può incontrare. L'Epifania tutte le feste le porta via, ma i presepi rimangono ancora un po', almeno a Roncade. Fino al 22 gennaio infatti sarà possibile visitare nell'antica chiesa di San Cipriano la grande mostra dedicata ai presepi, più di 70 piccole opere d'arte provenienti da tutta Italia e dal mondo. Le andiamo a ritirare nei posti dove vivono gli autori, quindi siamo stati a Barletta, siamo stati a Palermo, siamo stati a Ramacca, Catania, siamo stati a Monteprandone, Ascoli Piceno, un piccolo quartiere, un piccolo borgo vicino a San Benedetto del Tronto. Mani sapienti, quelle degli artisti e artigiani che hanno confezionato le miniature, tessuto, legno, vetro e ceramica, ad ognuno la sua tecnica, ma soprattutto il suo messaggio. Dopo 2 anni di pandemia, uno di questi 12 stupendi presepi rappresenta proprio il periodo grigio della pandemia. Un altro magari rappresenta qualcosa di passato, ma che comunque è sempre all'interno di noi, vivo nel ricordo, e rappresenta un po' l'Olocausto, quindi è riferito ad Auschwitz. Adesso andiamo a Belluno. E in primo piano c'è la valanga che avevamo raccontato ieri, poche ore dopo quanto era successo sul Nuvolau a Cortina, perché poi purtroppo nella notte è morta la 34enne veneziana che era stata travolta dalla valanga insieme all'amico che invece è riuscito a mettersi in salvo. Non ce l'ha fatta Giulia Ramelli, la maestra di sci veneziana travolta da una valanga di neve durante un'escursione con gli sci sopra Cortina, assieme all'ingegnere mestrino Piero Pacagnella che aveva lanciato l'allarme. Le condizioni di Giulia erano apparse subito molto gravi, ricoverata a Treviso e espirata nella notte ad appena 34 anni. A Venezia, dove era nata e cresciuta, la notizia si è diffusa nelle prime ore della mattina, suscitando un profondo cordoglio tra i tanti che l'hanno conosciuta, come il manager Jacopo Luxardi. Noi ci siamo conosciuti al liceo, al Benedetti, che abbiamo frequentato pur in classi diverse e dove abbiamo avuto anche occasione di fare delle gite insieme, quindi abbiamo tanti amici in comune ancora. È un'amicizia che poi è proseguita anche durante l'università? Sì, è stata veramente un'amica importante per me in quel periodo, infatti tutto il nostro gruppo adesso è molto molto scosso per questa cosa e che ci ha presi veramente di sorpresa. Durante gli anni universitari a Ca' Foscari, Giulia aveva conosciuto Monica Sambo, avvocato e consigliere comunale, che ha espresso cordoglio tramite la sua pagina Facebook. Avevo conosciuto Giulia alcuni anni fa, era una ragazza solare, appassionata dello sci e della montagna e molto amata da amiche e amici, e per questo ho voluto esprimere alla famiglia e a tanti amici e a tante amiche soprattutto che aveva il cordoglio e le condoglianze per questa tragica perdita. La passione per lo sci aveva portato Giulia a Cortina d'Ampezzo, in quella che era diventata la sua seconda casa, tra le montagne che conosceva palmo a palmo. Era lei che ci aiutava a organizzare le gite tutti insieme, le uscite sulla neve, e lei sostanzialmente era proiettata lì, ha sempre avuto questa passione fortissima che anzi la aiutava anche nello studio con un ottimismo, una carica che la rendeva veramente unica. Quando è stata l'ultima volta che l'ha vista o che ricordo le viene in mente per primo? Proprio oggi, in occasione di questa disgrazia, ho rivisto l'ultimo messaggio che ci eravamo scambiati, che era "vediamoci presto". Alla scuola di sci di Cortina e in tutto l'ambiente sportivo invernale bellunese Giulia Ramelli era molto conosciuta. Il ricordo commosso del suo istruttore al corso per maestri di sci, Maurizio Sommariva. Sono ancora sconvolto, sinceramente è una cosa pazzesca, perché averla cresciuta sciisticamente parlando con la nostra scuola estiva in Marmolada, con Osvaldo Alberti, il famoso Dallas, che è stato il suo vero maestro, ma era comunque nel nostro staff. Quando ho saputo della notizia sono rimasto veramente sconvolto. Parla con un filo di voce Maurizio Sommariva, allenatore, istruttore di sci alpino e maestro di sci. Un dolore immenso il suo e quello di tutti i colleghi per la perdita di Giulia Ramelli, allieva ieri, maestra di sci oggi. Questo ricordo di questa passione enorme, della sua dolcezza e
e proprio i suoi genitori che la portavano continuamente a sciare per farle svolgere questa passione che aveva. Nulla poteva fermare Giulia, neppure i trasferimenti faticosi da Venezia. Appena poteva, i genitori la portavano su a prepararsi ad allenarsi, racconta Maurizio Sommariva, che ha seguito Giulia Ramelli nella preparazione tecnica per il conseguimento dell'attestato di maestra di sci. Aveva coronato il suo sogno e ieri il destino beffardo glielo ha strappato assieme alla vita. Erano circa le 16 quando nell'area vicino alle Cinque Torri e alla Verao, sotto il rifugio Nuvolà, una slavina con un fronte di 100 metri e un'altezza di una cinquantina si è staccata travolgendo la 34enne scomparsa dalla vista del compagno Piero Paccagnella, 50 anni, da 20 direttore d'esercizio delle funivie Tofana Marmolada, che ha fatto scattare i soccorsi. Sono secondo me fatalità alle quali purtroppo chi ha questa grandissima passione va incontro, insomma. Non mi sento neanche di condannarli perché fa parte appunto della passione della montagna, dello sci, e in queste giornate il grado 3 è comunque elevato, ma io sono per la fatalità, nel senso che anche un grado 2 non ti mette comunque a riparo da eventi del genere. Piero Paccagnella, dunque l'amico Piero Paccagnella scampato alla morte. Sulla sua pagina Facebook il cinquantenne amava postare numerosi video delle loro giornate sulla neve di appunto Piero con Giulia. L'ultimo video il 26 dicembre scorso. Sometimes we don't know what we Sorridono in cima ad una vetta, quell'amore per l'alta quota, quella passione di sciare liberi fra le montagne. Tutto questo ha unito ancor più Giulia e Piero. Qui sono sulle Tofane il 26 dicembre. Scattano foto, si mettono in pose e poi via veloci fra quelle montagne che conoscevano bene. Il sorriso di Giulia, 34 anni, maestra di sci alpino a Cortina, è immenso come le vette che lei amava tanto. Tante avventure, luoghi, sogni. Piero e Giulia immortalavano quei momenti di vita felice, quei momenti unici, indelebili. Su quelle montagne rimane quella felicità spezzata troppo presto, rimangono quei ricordi che queste vette continueranno a conservare. Dalla tragedia avvenuta appunto a Cortina al disastro della Marmolada, perché per i periti della Procura di Trento l'evento non era prevedibile, l'inchiesta va verso l'archiviazione. Il disastro che lo scorso 3 luglio causò la morte di 11 alpinisti sulla Marmolada non era prevedibile. A 6 mesi dall'evento è stato reso noto l'esito della perizia eseguita dai professori Carlo Baroni del Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università di Pisa e Alberto Bellin della Facoltà di Ingegneria dell'Università di Trento, con il contributo di altri 3 docenti universitari e di un ricercatore del CNR incaricati dalla Procura di Trento di studiare l'evento per capire se questo poteva essere evitato. Le anticipazioni nell'edizione di oggi del Corriere del Trentino. Sulla base delle conoscenze disponibili l'evento non era prevedibile e non è stato possibile identificare elementi che potessero, qualora osservati nei giorni precedenti, suggerire un alto rischio di crollo imminente, scrivono i periti, che hanno effettuato un'analisi approfondita sul clima di quei giorni e sulla consistenza del ghiacciaio. Per gli esperti, le temperature elevate registrate da metà giugno hanno indotto un'intensa fusione superficiale della neve residua, del nevato e del ghiaccio, comportando la riduzione di circa 7 cm al giorno del ghiacciaio della Marmolada. Nella perizia si sottolinea come il ghiacciaio in soli 10 anni avrebbe perso oltre 5 metri di spessore medio e oltre 7,7 milioni di metri cubi di ghiaccio, dimezzando la sua estensione in poco più di 30 anni. Secondo gli esperti, a provocare il distacco del Seracco fu un insieme di fattori, dallo scioglimento della neve di superficie alla formazione di torrenti epiglaciali che hanno contribuito alla disgregazione del ghiaccio. La Procura di Trento, sulla base delle risultanze della perizia, ha perciò annunciato la richiesta di archiviazione dell'inchiesta sul disastro.
In queste ore anche i primi commenti su questa decisione, tra questi c'è il commento di Luca Miotti, fratello di Davide Miotti, una delle vittime insieme alla moglie Erika del disastro della Marmolada. Scrive in una nota: dalle conclusioni dell'indagine della procura emerge la non prevedibilità dell'evento in cui è deceduto mio fratello Davide, la moglie Erika e altri 9 escursionisti. Dice Miotti: comprensibilmente una simile conclusione mi lascia perplesso e deluso. Non mi rimane che fare un appello agli scienziati e studiosi del settore di studiare gli accertamenti dei consulenti tecnici della procura al fine di confermare o eventualmente confutare l'imprevedibilità del catastrofico evento del 3 luglio 2022. Così il fratello di una delle vittime del disastro della Marmolada. Denise Casanova, la nuova segretaria generale della CGIL di Belluno, è la prima volta di una donna alla guida della Camera del Lavoro e la sua nomina è stata accolta con favore anche dalla presidente di Confindustria Belluno Dolomiti, Lorraine Berton. Arriva dalla segreteria della Filctem e raccoglie l'eredità di Mauro De Carli. La prima sfida è che sono segretaria e quindi ci tengo le parole, ci tengo a essere la prima segretaria donna, e poi abbiamo molti problemi in questa provincia che ha delle eccellenze che non riesce a valorizzare. Chiara sin dall'inizio la neosegretaria bellunese della CGIL, in direzione opposta al Presidente del Consiglio nell'uso del femminile. Questioni lessicali, ma soprattutto tanta sostanza, pensando ad un territorio che ha bisogno di soluzioni e di risposte. Abbiamo un ambiente che è fra i migliori al mondo, abbiamo un'industria che ha delle eccellenze mondiali, ma abbiamo anche un problema di spopolamento, abbiamo un problema di provincia che non è attrattiva, che sembra non essere attrattiva e che non dà nemmeno risposte di politica abitativa. Il vivere in montagna per poterci lavorare, perché i giovani non fuggano, perché i paesi non si svuotino. Io vengo dal Comelico, ma penso anche alla parte alta dell'Agordino, penso allo Zoldano, penso a tutte quelle terre alte, come vengono definite, in cui ci sono problemi di mobilità, ci sono problemi di lavoro e si tende appunto poi anche a cercare di venire verso il lavoro, verso la città, e quindi questa tendenza va invertita. È tutto per questa edizione, vi lascio al meteo, arrivederci. Benvenuti al meteo. Alta pressione sul nostro territorio, dunque bel tempo asciutto ovunque. Il dettaglio di venerdì 13 gennaio. Sul Veneto al mattino il cielo si presenterà nuvoloso con nebbie anche fitte. A seguire maggiori rasserenamenti con cielo via via più sereno. Ancora nebbie a partire dalla sera. Temperature in lieve calo, minime comprese tra lo 0 e i 3 gradi, massime invece tra 7 e 10 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui avremo nubi basse, inizialmente con cielo anche coperto, più sole invece con il passare delle ore. Temperature minime tra 4 e 6 gradi, massime sui 9-10 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino o Alto Adige. Avremo tratti soleggiati intervallati da annuvolamenti anche intensi. Temperature minime intorno a 1-1 grado, massime sui 10 gradi all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia.